Buonasera, buonasera dal Pala Simoncelli di Mirandola. Questa sera grande incontro, 14ª giornata di Serie A2 Girone A. Si scontreranno qui sul Pala Simoncelli la squadra di casa polisportiva hockey su pista Giovanni Pico e gli ospiti. Gli ospiti di questa serata sono Hockey Tressino direttamente dal Veneto. Diamo subito lettura alle formazioni. Per la squadra di casa abbiamo Federico Luppi col numero 1, il portiere, Moschetti Daniele, il numero 7, De Tommaso Filippo, il 10, il capitano per l'occasione di questo incontro, Paltrinieri Federico, il numero 44, De Stefano Gioele Aramis, il 73, Giannotti Tommaso, il numero 4, Santoro Andrea Vincenzo, il 21, De Stefano Lisia, una donna con il numero 13 per la Polisportiva Pico Mirandola e in chiusura il portiere Potenza Luca con il numero 72. Tra le schiere della squadra ospite troviamo Rubega Alessandro con il numero 1, il portiere Fortuna Luca, il numero 2, Tognetti Andrea Bruno, il numero 3, Capinelli Edoardo, il numero 4, Tognetti Francesco Maria, il numero 5, Lanaro, il numero 6, Edoardo Lazzari, Gioele, il numero 9, Boscaro, Edoardo, il numero 11, ancora un Lanaro con il numero 12, Giovanni, e in chiusura il portiere con il numero 10, Flaminio Rei. Arbitra questo incontro, ricordiamo, 14ª giornata di Serie A2 Girone A, il direttore di gara Scozia Adriano in campo sulla pista con i ragazzi, mentre il secondo arbitro troviamo il signor Di Domenico Marcello. Qui in console insieme a me tre nuovi assistenti, Mattia, Andrea e Pietro. Un applauso agli atleti che salutano la tribuna che già inizia a prendere calore in questa serata. Abbiamo un grande staff, cameraman d'occasione Costantino Santoro. Siamo pronti, due mister delle squadre. Per la squadra di casa abbiamo un mister Ialacci Yuri, per la squadra ospite Boscaro Denis. Formalità di rito, le squadre si salutano tra di loro e qui in console con me tre grandi assistenti, alla mia destra Mattia, Pietro e Andrea. Ci siamo ragazzi, partiamo subito. Il direttore di gara si è posizionato già al centro della nostra pista, siamo quasi pronti, ultimi aggiustamenti delle squadre, vi lascio un attimo in relax. Siamo pronti, i primi 25 minuti di gioco tra qualche istante qui dal Pala Simoncelli, 14ª giornata di Serie A2 Girone A, ospiti Hockey Tressino contro la squadra di casa Polisportiva Hockey su pista Giovanni Pico. Il direttore di gara Scozia Adriano, ci siamo quasi, si parte. Subito la palla a vantaggio degli ospiti con il numero 11 direttamente prova il tiro Boscaro, ma la pallina viene recuperata. Ancora giro di palla per la squadra ospite, ancora Boscaro a gestire la pallina in assistenza con il capitano Lazzari. Boscaro, Lazzari, scivola in avanti la pallina, c'è un controllo, la Pico si chiude, ma ancora il possesso è del Carpinelli per il Tressino, ma recupera De Tommaso, subito sfila in avanti verso Giannotti ed è la volta di Gioele, De Stefano, Giannotti, De Tommaso, Moschetti è pronto ma non arriva la palla, viene recuperata dalla squadra ospiti con il numero 2 da Fortuna
Ancora il controllo nel trissino di questa pallina minacciosa con Carpinelli, gira dietro la porta, riparte il gioco per la squadra ospite ed è ancora il tiro diretto di Boscaro, ma viene intercettato, bloccato, viene recuperato dal trissino, scivola Moschetti, il direttore di gara assegna vantaggio per la squadra ospite. Riparte il gioco, Lazzari, Boscaro, Lazzari, dietro la porta, pallina intercettata da Potenza, viene bloccata. Ma la dinamica è velocissima, è velocissima. Abbiamo Giannotti, De Stefano si gira, passa su Giannotti ancora, Giannotti alla pallina verso Moschetti, torna su De Stefano, Giannotti, Giannotti sfila lungo, la paratia prova Moschetti, nulla di fatto, viene la pallina, viene intercettata da Boscaro e avanza, è la volta del Lazzari, prova ma intercettato da Moschetti, viene bloccato ancora per Lazzari, prova a bloccare la volta di De Stefano verso Giannotti che prova a servirlo ma gira e ritorna su Moschetti. De Stefano gestisce la palla a metà del campo, scavalca gli avversari, arriva nella curva, ferma, prende le distanze, prova al centro a servire Moschetti, nulla di fatto. De Stefano tiene la pallina, la passa in angolo su Moschetti, pallina che prova a girare, è la volta di De Stefano serve De Tommaso avanza, prova a fendere, non riesce a fondare la difesa ed ecco che la squadra ospite lascia scivolare la palla minacciando la porta della Pico, ma ritorna in possesso di pallina De Tommaso, è la volta di De Stefano, Giannotti, Giannotti viene scartato e viene intercettato da Carpinelli, la pallina è adesso sulla stecca degli ospiti, è la volta di Carpinelli, prova a servire Fortuna, ma De Stefano recupera la pallina, gira dietro la sua porta e prova a sfrecciare in avanti, pallina fuori pista, vantaggio per la squadra di casa, torna in possesso. Si riorganizza il gioco. Il direttore di gara dà delle dritte, più che dritte, delle direttive agli atleti, recuperano la pallina dal fuori pista, ritorna Moschetti con il numero 7 per la squadra di casa, sembra sia destinato a far riprendere il gioco, palla 2, passa De Stefano su Giannotti, De Stefano, De Tommaso, Moschetti alle spalle, gli sfugge la pallina recuperata da De Tommaso che torna alla carica con il numero 73, prova il tiro fuori dallo specchio della porta. La pallina viene recuperata da Moschetti con il numero 7 e gira su De Stefano. De Stefano prova a girarsi, nulla di fatto. Palla intercettata da Lazzari, viene recuperata dalla squadra ospite, sfreccia con fortuna verso la porta della Pico. Adesso ci troviamo in una posizione di stasi con il numero 11 Boscaro che prova a fare il giro di porta ma torna la palla in possesso, un vantaggio di palla segnalato dal direttore di gara, il signor Scozia. Ecco, siamo pronti, riparte il gioco. La pallina minaccia ma viene allontanata e contenuta nel pista senza sfiorare la porta della Pico. È la volta di Boscaro, avanza, tira, nulla di fatto. Ancora Boscaro da Vere, prova a girare la pallina a vantaggio di Fortuna ma intercettato da De Tommaso, la palla sfiora
gli avversari, tenta il tiro e ancora un giro di pallina per De Stefano, Giannotti, Moschetti, De Tommaso, De Stefano. Pallina viene accompagnata verso la porta ma intercettata dal portiere, viene recuperata da Fortuna, successivamente Carpinelli, e torna ad essere minacciosa per la squadra di casa gestita ancora dal capitano Lazzari. Capitano Lazzari serve i suoi collaboratori di squadra, in particolar modo Carpinelli che prova il tiro, ma anche la pallina viene recuperata dalla squadra di casa con De Tommaso e viene accompagnata verso la porta, ma tocca fare un giro di pallina, è la volta di Giannotti, De Tommaso, De Tommaso, De Stefano, De Tommaso. De Tommaso conserva la pallina, il possesso è della volta di De Stefano che prova a spazzare, nulla di fatto, torna indietro con De Tommaso, Giannotti, De Stefano, De Tommaso, Moschetti. Moschetti gli viene strappata la pallina da Fortuna e diventa una palla pericolosissima per la squadra di casa, tant'è che lo stesso Boscaro riprova il tiro, ma Moschetti sfreccia lungo la porta avversaria, intercettato anche lui dal Carpinelli che prova ad organizzare un gioco con Fortuna, ma nulla di fatto. La pallina gira, 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 prova il tiro Fortuna sopra la porta, nulla di fatto, nulla di fatto. Si riparte con il controllo della pallina da parte della Hockey Pico. De Stefano e De Tommaso ripartono, riavviano il gioco e De Stefano spazza verso Moschetti, ma un rimbalzo mette la pallina in difficoltà, la rende pericolosa al punto tale che Fortuna rischia per la squadra di casa di segnare il primo gol, ma ciò non ci riescono. Adesso la pallina viene recuperata da Giannotti, prova il tiro, nulla di fatto, fuori dallo specchio della porta. E abbiamo ancora Fortuna in possesso di palla per la Tressino, fa un giro di pista, serve Boscaro, Boscaro, Carpinelli, Lazzari, Lazzari prova il tiro, vola sopra la porta, recuperata da Fortuna, Carpinelli, Boscaro, Boscaro si concentra, riparte, nulla di fatto, palla lungo la porta, si avvia di nuovo e riparte da Lazzari. Lazzari prova il tiro, viene intercettato da più giocatori ma nulla di fatto. Alla volta di Carpinelli diventa pericoloso, viene fermato il gioco dal direttore di gara ed è De Tommaso a incarico, palla 2. Sembrerebbe, sì, è chiaro, è una palla 2 con Fortuna. Si riparte. Al momento De Stefano riparte, gira dietro la porta e viene atterrato, non si sembra se ci sia nulla, vantaggio di palla da parte del direttore di gara, riconosce il fallo. A far ripartire il gioco spetterà a De Stefano personalmente con l'ausilio di De Tommaso. Siamo già ripartiti. Prova il tiro, sfreccia la pallina, nulla di fatto, ma stecca alta, sembrerebbe viene definito. Ecco, a ripartire De Stefano, nulla di fatto. De Tommaso e Giannotti provano ed è la volta di Fortuna che riparte con la pallina alla volta di Lazzari. Lazzari ancora. Boscaro, Boscaro gira dietro la porta, a Carpinelli a portata di mano ma nulla di fatto, recupera De Tommaso la pallina per Giannotti. Giannotti si sfila in avanti, prova il tiro, serve De Stefano, nulla di fatto, pallina recuperata dai blu che provano ad offendere la Pico ma intercettato, il tiro viene parato dal portiere Potenza ed è la volta di Tommaso che riparte all'attacco. Nel frattempo Fortuna fermato da De Stefano ma si aggancia alla maglia
si aggancia alla maglia Fortuna, ma viene riconosciuto un vantaggio di palla e prova il tiro Giannotti, ma nulla di fatto. Fortuna, Boscaro prova il tiro, ma non va a segno. È la volta di De Tommaso. Giannotti viene intercettato da Tognetti, che è in possesso di palla, fa il giro di porta, serve il suo capitano Lazzari, prova il tiro perfetto ma parato da parte di Boscaro, parato da Potenza. Giriamo, giro di porta, sono momenti concitati, la pallina è sempre nelle mani sulla stecca di Fortuna, che De Tommaso lo marca strettamente e si riparte da Lazzari che va a servire i suoi compagni di squadra, che in questo momento si muovono con difficoltà. Parliamo di Tognetti e Fortuna, ancora Lazzari, Fortuna. Abbiamo Lazzari, nulla, tiro sopra la porta, nulla di fatto. Siamo fermi. Momento di organizzazione su questa pista, il direttore di gara Scozia Adriano si mette in fila un po' gli atleti. Si riparte. Lazzari tira Tognetti, nulla di fatto, fuori dallo specchio della porta, pallina in possesso della squadra di casa, viene recuperata ed finisce sulla stecca di Lazzari. Lazzari, Boscaro e Lazzari scivola e ritorna nella stecca di Giannotti la pallina, che viene marcato strettamente dagli atleti in maglia blu, in modo tale che De Tommaso prova ad affondare, prova il tiro, ma intercettato dal portiere, finisce fuori dalla pista. Bene, siamo adesso davanti alla porta del Tressino, si riparte, pallina sulle stecche dell'Hockey Pico ed è la volta di De Stefano, prova il tiro, De Tommaso prova a concludere, nulla di fatto. Di nuovo pallina sulla stecca della squadra in casacca blu, viene gestita da Tognetti, Boscaro, Lazzari e Luca Potenza difende la porta. Alla volta di De Tommaso, De Stefano, ci siamo, prova Paltrinieri, giro di porta, De Stefano, Giannotti tira, intercettato dagli avversari, pallina viene recuperata da De Tommaso, Paltrinieri, De Stefano, Giannotti, Paltrinieri, Giannotti, De Stefano, tira ma il portiere blocca la pallina. De Tommaso, De Stefano recupera la pallina, la volta di Giannotti, la velocità può salvarlo in questo momento, infatti riesce a recuperare e passa la pallina a De Tommaso. De Stefano viene agganciato dall'avversario, ma il direttore di gara non riconosce l'azione negativa. Ancora la pallina nella stecca della Mirandolese, la squadra mirandolese che detiene il possesso di palla, e De Tommaso a difenderla
Viene riconosciuto un vantaggio di palla, è la volta di Tognetti. Tognetti prova il tiro ma Potenza blocca la pallina. Paltrinieri, De Stefano, De Stefano, Paltrinieri, Paltrinieri, De Stefano, Giovannotti, Giannotti, De Stefano, Tognetti prova il tiro, viene fermato Lanaro. È la volta di Giannotti, possesso di palla, scivola in avanti, ma viene fermato il gioco dal direttore di gara a vantaggio del Tressino. Fortuna. Pallina bloccata dal portiere, rinviata. Lanaro. Tognetti. Lanaro tira Tognetti, ma la palla intercettata da De Stefano diventa pericolosa. De Tommaso prova a portare a termine il segno, ma il portiere la blocca. È la volta di Tognetti, scivola verso la porta della Pico, ma nulla di fatto. Lanaro difende la pallina sotto la stecca di Paltrinieri. De Tommaso si libera dalla marcatura, va in avanti, arriva a Santoro, vediamo se riescono a portare a termine l'azione i due atleti della Hockey Pico. Santoro la pallina e dietro la porta guarda un po' gli avversari, prova su Paltrinieri, nulla di fatto, va su Giannotti, Giannotti scivola e prova il tiro, ma intercettato, viene recuperata la pallina da Tognetti, Tognetti che si è prossimo a tirare ma Potenza lo ferma. È la volta di Paltrinieri che avanza, poi Santoro prova a chiudere ma viene fermato dal portiere ed è la volta di Lanaro che riparte. Il Lanaro del caso è Giovanni. Fortuna. Lanaro Giovanni. Tognetti. Santoro, Tognetti, scontro, ma nulla di fatto. La pallina ritorna su Boscaro per poi passare su Lanaro. Primo time out chiamato dalla squadra ospite. Siamo pronti a ripartire dopo questo primo time out richiesto dal Tressino. Ci siamo, si riparte. Palla sulla stecca di Giannotti per Santoro. De Tommaso. Paltrinieri. Scivola su Paltrinieri, recupera Lanaro. Tognetti. Prova il tiro Tognetti, nulla di fatto. La pallina è ancora sulla stecca di Tognetti.
riparte il gioco, pallina per De Tommaso, Santoro lascia scivolare, Paltrinieri ce l'ha, prova a servire Santoro, nulla di fatto, la pallina finisce sulla stecca di Tognetti. Ancora Lanaro, Tognetti, la palla scivola ma non cambia le sorti di questa partita. 8 minuti e 34 alla fine della prima parte, posizione di 0-0. Nel frattempo Tognetti è avanzato, la palla è scivolata e viene recuperata dal Lanaro che prova a farla andare in avanti ma viene recuperata da De Tommaso. De Tommaso prova il tiro, finisce tra le braccia del portiere, alla volta di Lanaro per ancora Lanaro, nulla di fatto, Giannotti recupera la pallina, scivola in avanti, prova il tiro ma finisce sulle protezioni del portiere. Adesso è la volta di De Tommaso che recupera la palla dietro la porta, la accompagna in avanti ma viene fermato da Lazzari. Poi la pallina finisce dietro la porta sulla stecca di Lanaro, ma è intercettato da Santoro. Si recupera la palla per la squadra di casa. Spazzata in avanti, Paltrinieri non riesce a controllarla, è recuperata da Lanaro, diventa pericolosissima, ma Giannotti la recupera e la spazza via. Spazza via, finisce sul fondo. Tognetti la recupera, ancora Lanaro, Tognetti, Lanaro, Tognetti, De Tommaso, De Tommaso, Santoro, questa pallina che ancora una volta sulla stecca del Tognetti fende, ma poi recuperato dalla squadra di casa, tiro di Santoro che viene a terra, finisce a terra, nulla di fatto. La palla nel Lanaro che prova il tiro, intercettato da Paltrinieri, viene fermata alla volta di Santoro che ne recupera le sorti a vantaggio di Giannotti. Giannotti prova il tiro ma finisce fuori dallo specchio della porta, recuperata poi da Fortuna. È la volta di Tognetti. Tognetti, oh, oh, accidenti, il direttore di gara riassegna la palla alla squadra di casa che con De Stefano prova il tiro dalla metà del campo, nulla di fatto, viene recuperata da Tognetti alla volta di Lanaro che prova il tiro ma finisce fuori dallo specchio della porta. Ancora la palla sulla stecca di Santoro, Santoro scivola ma viene attaccato su più posizioni, viene così intercettato, gli viene strappata la pallina che scivola grazie a Lanaro, ma De Stefano riprende la pallina e proprio torna di nuovo nelle mani di Lanaro. Lanaro, poi Lanaro ancora, ed è De Tommaso che prova il tiro, ma intercettato da Lanaro, da poi per Fortuna. Lanaro,
Fortuna, Lanaro sul fondo. Tognetti prova a stringere, ma Paltrinieri e De Tommaso hanno la meglio e continuano ad andare avanti. Vediamo un attimo di concitazione sulla pista del direttore di gara. Richiama all'ordine i ragazzi, gli atleti vengono invitati. Nel frattempo c'è un time out su richiesta di mister Boscaro della squadra ospiti. Riparte il gioco con De Tommaso, De Stefano, De Tommaso ancora, Santoro, De Stefano scivola ma perde il possesso della pallina che va su Lanaro, Tognetti, Lanaro. C'è un momento di crisi, ma viene subito recuperata la pallina da Fortuna. Fortuna della squadra ospiti va a servire Lanaro, ma finisce fuori dallo specchio della porta. Ancora Fortuna la pallina. Tocca poi a Tognetti che prova il tiro, ma Lanaro va fuori. Fortuna ancora la pallina. Lanaro, ancora Tognetti, Lanaro, De Tommaso prova a fermare la pallina, ma Lanaro prova il tiro, nulla di fatto. Ci siamo alla volta di De Stefano che avanza con la pallina, finisce dietro la porta, viene marcato stretto, non riesce a muoversi. Abbiamo Fortuna e Tognetti che lo immobilizzano. Ecco ancora una volta Tognetti che arriva sotto la porta, finisce a terra, Paltrinieri recupera la pallina e serve Santoro. Santoro prova a vantaggio di Paltrinieri, ma subito con il numero 6 Lanaro la pallina finisce nella porta della Pico, viene segnata da Fortuna. Andiamo a verificare la certezza del marcatore. Il marcatore è il numero 12 Lanaro Giovanni. Siamo sotto di un punto qui al Pala Simoncelli, noi dell'Hockey Pist Mirandola su pista. Mancano 2 minuti e 21 secondi alla fine della prima parte di questo incontro valevole per la 14ª giornata di Serie A2 Girone A. Hockey Pico Mirandola Tressino. La pallina è in possesso della squadra di casa. Santoro serve De Stefano. De Stefano avanza, nulla di fatto. De Tommaso, Santoro, Boscaro,
De Stefano. Non si capiscono con De Tommaso e la palla finisce nelle mani della squadra avversaria, quindi è Boscaro ad averne il possesso fin quando non scivola di nuovo sulla stecca di De Stefano. De Tommaso, Santoro, De Tommaso, Tommaso gira dietro la porta, viene stretto da Lazzari, è recuperata da Fortuna la pallina, diventa di nuovo minacciosa, ma viene fermata dal portiere Potenza e De Stefano la lascia scivolare alla volta di De Tommaso che osa sotto la porta avversaria, ma Lazzari lo tiene a bada. Adesso la volta di Fortuna che recupera la pallina e avanza all'attacco, ma il portiere Potenza riesce a fermare l'azione che poteva essere pericolosissima per la difesa di casa. Nel frattempo Misteri Allacci dà indicazioni alla sua squadra. Ecco, Fortuna e Santoro si contendono la pallina che poi finisce in discussione ancora una volta, la recupera Boscaro alla volta di Lazzari Gioele. Lazzari, Boscaro, Lazzari, Boscaro, Lazzari. Una serie di passaggi diretti tra i due atleti. Pallina sul fondo, intanto mancano poco più di 13 secondi alla fine di questo primo tempo dal Pala Simoncelli di Mirandola. Santoro la pallina, si fa avanti, De Stefano tira e finisce qui il nostro primo tempo. Polisportiva Giovanni Pico, hockey pista, hockey Trissino ASD. Primo tempo, 14ª giornata di Serie A2, girone A, un punto di vantaggio per la squadra ospite. Trissino 1, hockey pista Mirandola 0.
Di Fortuna che recupera la pallina e avanza all'attacco, ma il portiere potente di Fortuna che recupera la pallina e avanza all'attacco, ma il portiere potente. Viene stretto da Lazzari, è recuperata da Fortuna, la pallina diventa di nuovo minacciosa viene stretto da Lazzari, è recuperata da Fortuna, la pallina diventa di nuovo minacciosa di Fortuna che recupera la pallina e avanza all'attacco, ma il portiere potente. Bene, siamo quasi pronti per ripartire qui dal Pala Simoncelli con questo secondo tempo per la 14ª giornata di Serie A2.
Ok Pico, ok Tressino, ricordiamo il vantaggio di un gol a zero per il Tressino. Nel frattempo abbiamo il Lazzari che prova il tiro ma viene recuperato da Boscaro, Lazzari ancora, Carpinelli, Lazzari, Lazzari si aggancia e finisce a terra. Viene chiesto da parte del direttore di gara il fermo del gioco. A finire a terra era Boscaro col numero 11. Entra Tognetti, Francesco. Si riparte, palla per De Tommaso. De Stefano prova il tiro, scivola, finisce la palla sulla stecca di Lazzari che avanza alla volta di Tognetti. De Stefano prova il tiro, parata. De Stefano viene fermato ma De Tommaso recupera il vantaggio di pallina alla volta di Carpinelli. De Stefano, Carpinelli, Tognetti, Fortuna, Lazzari, Carpinelli, Lazzari prova il tiro, viene fermato da Potenza. Fortuna ad avere la pallina, prova a servire il compagno di squadra ma Moschetti recupera la pallina e avanza, prova il tiro alto. Lazzari, Carpinelli, Lazzari, Carpinelli, Lazzari. Siamo dietro la porta della squadra di casa, la pallina gestita da Tognetti viene recuperata da Moschetti per De Tommaso ma intercettato da Boscaro. Carpinelli, Fortuna, Carpinelli, Fortuna, Tognetti, Carpinelli, Bascaro, Boscaro, Lazzari, gira dietro la porta, prova, nulla di fatto, De Stefano sfila ma viene atterrato, ma riconosciuto la tribuna, non accetta tanto le indicazioni del direttore di gara e De Stefano a recuperare la pallina e avanza, prova a tirare ma nulla di fatto, la pallina viene fermata. Si riparte. Pallina per Boscaro. Boscaro porta avanti la pallina, serve Fortuna, Tognetti e torna ancora Boscaro. Tognetti, Carpinelli,
sono momenti delicati, prova il tiro ma viene parato da Potenza, il tiro di Tognetti. Andrea, pallina ancora per la squadra con casacca azzurra con il numero 4 Carpinelli, va a servire Tognetti ma ritorna la pallina sulla stecca di De Stefano. Moschetti, De Stefano. De Stefano, Carpinelli ferma De Stefano e la pallina torna su Fortuna in attacco per la Tressino. Ritorno di pallina per Tognetti che prova il tiro ma Potenza lo spazza via e Moschetti a recuperare la pallina ma intercettato, viene fermato, la pallina di nuovo sulla stecca di Fortuna, alla volta di Tognetti. Fortuna, momenti difficili ma la pallina viene bloccata dal portiere Potenza. Ci siamo, palla 2. Il direttore di gara chiede di asciugare la pista sotto la porta della squadra di casa. Luce tardi, muoviti! Si asciuga, si riparte, palla 2. Fortuna, De Tommaso. De Stefano si sfila, va avanti, scavalca gli avversari, ma finisce in angolo e perde il possesso della pallina a vantaggio di Tognetti e diventa pericolosa, ma Tognetti riesce a non mandarla a segno. Ancora Tognetti con la pallina. Fortuna, Tognetti, Carpinelli. Carpinelli si sfila, pallina recuperata da Giannotti che avanza ma perde il controllo della pallina, in ogni caso mette in difficoltà gli avversari e adesso è Fortuna a girare dietro la porta che prova il tiro ma è intercettato dal portiere Potenza, viene fermato. De Tommaso avanza in contropiede, prova il tiro ma viene fermato da Tognetti. Tognetti ancora ha la pallina, Moschetti non riesce a fermarlo, il gioco è velocissimo, Tognetti sembra aver recuperato la palla ma viene atterrato e viene riconosciuto un vantaggio di palla per la squadra di casa. Direttore di gara, signor Scozia, sotto la tribuna, indica da dove riprendere il gioco. È De Tommaso che serve a De Stefano. De Stefano si gira, prova a scavalcare, ci riesce, servendo De Tommaso che viene in ogni caso fermato. La pallina torna sulla stecca di Carpinelli. Carpinelli che avanza, si guarda attorno e pensa di cambiare il gioco su Tognetti, ma ancora è su Carpinelli la pallina. Tognetti, ma Moschetti prova a intercettarlo, nulla di fatto. Ormai vediamo un portiere Potenza che riesce ad ovviare questa definizione di risultato, ma fratello Moschetti è scattato al centro, ha provato a servire il collega che non c'è. Siamo di nuovo con Tognetti all'attacco, Tognetti che è fermato da De Stefano e poi Moschetti con la pallina va a un scontro diretto con Fortuna che si impossessa della palla insieme a Tognetti, avanzano, Tognetti prova il tiro ma Fortuna non riesce a metterlo a segno ed è la volta di accidenti, De Tommaso non riesce a fermare il Fortuna che porta a segno questo gol
ancora per il Trissino 2 a 17 minuti e 51 dalla fine di questo incontro, 14ª giornata di Serie A2 Girone A. Nel frattempo si riparte in una posizione di 2 gol a 0 per la squadra ospite. Pico Mirandola 0, Trissino 2. Portiere Potenza si è sistemato, torna in posizione, si riparte. Dopo il servizio di De Tommaso, De Stefano avanza, Giannotti perde la palla ma la recupera con l'aiuto di De Stefano, si gira, prova a servire De Tommaso, ci riesce ma la situazione è molto critica. Nel frattempo Moschetti viene fermato Ti fischi fallo? e vanno a segno ancora con il numero 5 Tognetti Francesco, Fischi, segna la terza rete di vantaggio Hai ragione, per vedi la... che bello che abbiamo preso mercoledì. De Stefano alla pallina avanza, viene fermato da due avversari. Hai fatto bene! Hai fatto bene! Bravo! Bravo! C'è un attimo un cartellino blu per De Stefano da parte del direttore di gara Scozia Adriano. Non fischi fallo che butti fuori un giocatore! Fenomeno! Si riparte. Tognetti, Fortuna, Tognetti, Boscaro, Tognetti, Moschetti, Giannotti, Moschetti, Giannotti, bloccato da Tognetti, Fortuna e Tognetti. Ancora Tognetti, la volta di Tognetti ancora, alla volta di Tognetti, Fortuna, Tognetti, Boscaro, Tognetti, De Tommaso recupera la pallina, prova a defilarsi, si sfila, forse non ci riesce, viene intercettato da due atleti avversari ma recupera la pallina con l'assistenza di Moschetti. Siamo un time out per la squadra ospite.
Pochi istanti e si riparte con questo incontro. Siamo a 15 minuti e 52 dalla fine del secondo tempo di questa quattordicesima giornata di Serie A2 Girone A. Ospiti qui presso il Pala Simoncelli di Mirandola della Polisportiva Hockey su pista, l'Hockey Trissino. Possesso di palla adesso per Tognetti, spazzata da portiere Giannotti, insegue la pallina, marcato da Fortuna e Tognetti, poi arriva anche Lazzari e la pallina torna sulle stecche della squadra con casacca blu. Luca Potenza ferma questo ennesimo tiro di Fortuna che poteva risultare minaccioso. Nel frattempo Moschetti cerca di fermare gli avversari ma non ci riesce, la pallina sulla stecca di Tognetti diventa pericolosa, ma grazie a Paltrinieri e a De Tommaso viene riconquistata dalla squadra di casa, ma la tenacia di Tognetti mette in difficoltà De Tommaso, tant'è che la pallina viene perso il possesso di palla, il direttore di gara decide per una palla a 2 sotto la porta della Hockey Pico. Fortuna, Tognetti, Boscaro, Fortuna, Boscaro, Tognetti e Fortuna verso De Stefano, De Tommaso, De Tommaso fermato da Fortuna con Moschetti che si impossessa della pallina. Il tiro è centrale ma De Tommaso viene fermato dal portiere, non riesce a portare a segno questo tiro che sembrava delineato e più che altro definito. Prova Moschetti, finisce a terra. Abbiamo un vantaggio di pallina per la squadra di casa da parte del direttore di gara Scozia Adriano, che viene qui. Ci siamo, Boschetti passa su Santoro, Santoro prova il tiro, nulla di fatto, intercettato da De Tommaso che finisce a terra, ma la pallina è sempre sulla stecca di De Tommaso. Lazzari, Lanaro, Lazzari, Lazzari, Lanaro, De Tommaso recupera la pallina, Paltrinieri la gestisce a vantaggio di De Tommaso per Giannotti, Giannotti, Fortuna e il portiere Potenza spazza la pallina via dal rischio gol. Time out per la squadra di casa. Dopo questo time out per la squadra di casa, gli atleti riprendono posizione, palla 2,
Si riparte. De Tommaso, Moschetti, Lazzari ferma Moschetti a vantaggio di Lanaro per fortuna. Lanaro, Tognetti, Lanaro, Lazzari, Lanaro, fortuna, Lanaro, Tognetti, tira Tognetti e recupera la pallina Giannotti per poi arrivare su Paltrinieri e De Tommaso che prova il tiro ma finisce sopra la traversa. De Tommaso adesso la pallina prova a girarsi ma nulla di fatto, recupera energicamente, prova a non evitare il passaggio dietro la porta, si viene a ricaricare con l'assistenza di Giannotti che rischia e supera l'avversario, ma la circostanza è tale che Lazzaro Lanaro recupera la pallina. Rieccoci di nuovo con Lazzari che prova il tiro ma Potenza lo spazza fuori dalla porta. Fortuna al possesso di palla ma intercettato da Moschetti che avanza, serve De Tommaso. De Tommaso prova il tiro ma nulla di fatto. Il portiere lo ferma. Ci siamo adesso per Lanaro che serve Lazzari ma la pallina viene parata. Ci riprova ancora Lanaro ma finisce sul rimbalzo del portiere Potenza. Successive azioni dinamiche si stanno realizzando dietro la porta della Hockey Pico ma il direttore di gara invita gli atleti a riprendere il gioco. C'è stato un vizio di comunicazione e De Tommaso che riparte dalle retrovie, sfila, agganciato, finisce a terra ma è Fortuna a far girare la pallina verso Lazzari. Lazzari va a servire Lanaro che prova il tiro ma niente di fatto. Santoro fa scivolare la pallina verso la porta avversaria recuperata da Paltrinieri, si gira ma nulla di fatto, c'è Lanaro che ha la meglio, poi Moschetti recupera la pallina ma viene fermato da Tognetti e ancora Paltrinieri, Santoro, Moschetti, De Stefano, prova Santoro, fuori dallo specchio della porta ed è la volta di Lanaro, Moschetti, Paltrinieri, Giannotti, prova fuori dallo specchio della porta. Paltrinieri recupera reagicamente la pallina per De Tommaso, De Stefano, Giannotti, nulla di fatto. Moschetti gira dietro la porta per De Tommaso, De Stefano, prova il tiro ma viene respinta. Abbiamo adesso un fallo che è servito Tognetti che scivola sulla stecca di Lanaro per poi tornare su Lazzari. Tognetti, Lanaro,
Lanaro, Santoro, Paltrinieri, Giannotti, Moschetti, De Stefano, De Stefano, sempre De Stefano, fuori dalla porta. Paltrinieri prova a girare per Santoro che prova, ma il tiro non va a buon fine. Rimballi, questi grandi rimballi da una parte all'altra del campo non lasciano giocare ma provano a scongiurare eventuali azioni difficoltose per la squadra di casa. È la volta di Giannotti per Moschetti che rischia di essere atterrato da due avversari, Lanaro e Lazzari. Prova il tiro Lanaro ma viene respinto da Potenza. De Stefano e Paltrinieri hanno provato a portare a fine un'azione che si è conclusa con palla che scivola lungo la traversa ma nulla di fatto. Nel frattempo abbiamo la squadra in casacca blu con il numero 5 Cognetti che continua a portare avanti delle azioni verso la porta della Pico ed è Giannotti adesso che da solo si allunga verso la porta, prova il tiro ma viene intercettato e la pallina finisce sono difficili questi momenti ma adesso è la volta di Santoro riconquista la pallina per Moschetti e Lanaro che va a chiudere l'azione, finisce a terra Lanaro. Paltrinieri, Moschetti, De Stefano, Santoro prova, nulla di fatto, palla nelle mani di Lanaro per Boscaro. Ed è ancora rete, questa volta va a segno il numero 6 Lanaro Edoardo. A 5 minuti e 59 secondi dalla fine di questo incontro, 4 reti a 0 per il Tressino, il Loclipico Mirandola. Ripigliati! Sei una vergogna oggi! Dai, Pippo! Devi farla dietro per stare meglio! Non dice niente! Hai visto te quello che ho fatto, eh? E non dice niente! E non dice niente, non dice! Una staccata in testa, l'hai visto da lì! Abbiamo un atleta che si è fatto male. Guarda, la Concetta come gioca oggi! Si riparte, pallina sulla stecca blu. Boscaro, Lanaro, Carpinelli, Lanaro. Fallo di squadra questo? Quindi era rigore, tu che ci sei, cosa aspetti? Tiene fuori il blu!
Fina, eh? Mettila in porta che fai gol! Diciamo che le due squadre in questo momento hanno Dai, una dai, grande fischia, pressione fischia! Dai, fischia! dovuta agli ultimi minuti di gioco di questo incontro che ha visto già un atleta poco soddisfatto vista la steccata che ha ricevuto in testa, ma si va avanti con Boscaro col numero 11. Fallo! Fallo! Moschetti recupera la pallina per De Stefano. De Stefano prova il tiro. De Stefano prova il tiro. Moschetti viene intercettato davanti alla porta, nulla di fatto. De Stefano, De Stefano. È la volta di Boscaro. Boscaro. Abbiamo in questo incontro un atleta con il numero 13, De Stefano Alicia. Palla a 2, la vediamo adesso all'opera con il numero 12, Lanaro. È la volta di Boscaro che avanza. Poi il numero 4, Carpinelli, porta a segno la quinta rete per il Tressino. Ormai un vantaggio non più recuperabile, mi permetto di dire, visto i 4 minuti e 18 secondi alla fine di questo incontro. Si riparte. De Stefano, Gioele con il numero 73 viene agganciato, finisce a terra, ma tutto viene riconosciuto nella regola dal direttore di gara. La pallina è nelle mani di Lonaro che va a servire Boscaro, prova il tiro ma finisce fuori. È ancora Boscaro che si aggira davanti alla porta della Pico per servire poi Carpinelli che va su Lanaro. Giannotti, Giannotti ancora la pallina, prova il tiro, va direttamente sul portiere. De Stefano, Blu questo comunque, eh? Lo stanno cucendo in testa, eh? Moschetti, Giannotti prova, si gira, nulla di fatto per Giannotti che ferma la pallina a vantaggio di Paltrinieri. De Stefano, Alicia tira, si ferma prima ma Moschetti prova a correggere, dare maggiore energia al tiro ma nulla di fatto. È la volta di Lanaro che avanza, non riporta al segno questo tiro il numero 12 Lanaro che adesso è fermo dietro la porta marcato da Paltrinieri e Moschetti. Questa pallina che diventa difficile da agganciare, il direttore di gara dà vantaggio di palla alla squadra di casa e Moschetti tiro 2 con Giannotti. Moschetti gira dietro la porta, prova a scivolare in avanti ma viene fermato, finisce a terra. E Santoro con Moschetti ripartono tiro 2. Lanaro che ferma Santoro, prova il tiro
Lanaro, ma finisce fuori dallo specchio della porta. Adesso è Paltrinieri che avanza, va a provare il tiro, è intercettato dal portiere, viene fermata questa pallina pericolosa. Giannotti, Paltrinieri, Giannotti, Paltrinieri, Ah, quello è bellissimo! Mi piace il palo! ecco Carpinelli avanza, gira dietro la porta, si ferma, prende bene le distanze per gestire la pallina, la assegna a Tognetti. 1 minuto e 35 alla fine di questo incontro, 14ª giornata del girone A2 della Serie A2. Riparte il gioco con Lanaro per ancora Lanaro, Alisi e De Stefano, avanza con la pallina, prova il tiro, nulla di fatto, Moschetti prova ad intercettare per rafforzare, ma non si riesce il tiro. Grande azione concitata, Luca Potenza scongiura il sesto gol e la volta di Giannotti per Paltrinieri e Moschetti che ritornano all'attacco sotto la porta del Tressino, ma la pallina si rifiuta di entrare e torna sulla stecca di Tognetti che si accinge a tirare, ma va di un tiro molto debole. A questo punto il direttore di gara ritiene assegnare un tiro a 2 alla squadra ospite che riprende il gioco. Potenza spazza la pallina per Paltrinieri che prova il tiro che finisce fuori e Moschetti cerca di recuperare ma nulla di fatto. La pallina va a Carpinelli che poi la fa passare su Lanaro. Lanaro, Moschetti, Lanaro, Ali. Finisce questa 14ª giornata di Serie A2 Girone A tra Polisportiva Giovanni Pico Hockey Pista e Hockey Trissino con il risultato di 5-0 a vantaggio della squadra ospite. Grazie a tutti per averci seguito e arrivederci al prossimo incontro.